linea verde in Polesine, intanto che si cuoce il riso di Ingrid, ne approfitto, sono risalito in elicottero per vedere un altro po' di questo territorio. All'inizio abbiamo visto il delta del Po, invece a questo punto andiamo verso ovest e volando ricostruiamo un po' le radici del territorio. Allora, Adria è forse la cittadina più antica di tutto il Polesine perché era un villaggio su palafitte abitato già nel 1000 a.C. Ma il mare Adriatico allora arrivava fin qui era lungo la costa del mare che adesso è molti chilometri più a est. Beh, dunque, qui da Adria probabilmente sono poi passati gli Etruschi e poi durante il Medioevo qui c'era, diciamo così, il governo dei vescovi conti e hanno anche fondato Rovigo, il capoluogo del Polesine. È qui che da un punto di vista storico, culturale, ma anche economico, si riassume, diciamo così, l'identità di questa zona. Fabbrica di giostre, luogo di agricoltura, terra di frontiera tra l'acqua, il Po, l'Adriatico e le terre bonificate. Questo è il Polesine. Destra, altro aglio, sinistra, poi ancora destra. No, non ce la posso fare, è troppo complicato. Massimo, parliamo del famoso aglio polesano DOP. Innanzitutto, perché è famoso e perché merita la denominazione di origine protetta? È così famoso perché ha un profumo non pungente e persistente, intenso, questo grazie alla caratteristica di avere una sostanza secca molto molto elevata e quindi si conserva molto a lungo. Quindi non arriva la classica zaffata d'aglio No, quando viene aperto? Si abbina, vedi, si abbina benissimo a varie pietanze proprio per queste caratteristiche. E poi, sentiamo, Beh sì, effettivamente ha un profumo più delicato, se possiamo dire, va bene. E poi si caratterizza e si contraddistingue anche per il colore bianco luminoso. Colore bianco lucente grazie alla stagione di raccolta nel mese di luglio, dove viene essiccato al sole per 20 giorni. Ah, quindi la signora sta intrecciando invece l'aglio della passata stagione. Esatto, raccolto a luglio e si conserva benissimo fino all'inizio della primavera successiva. Perché contiene poca acqua. Pochissima acqua. Benissimo, grazie Massimo, grazie signora, mentre lei continua il suo lavoro, intanto vedo che lì sono già posizionati a tavola, vado a vedere se il riso è pronto, scusatemi. Sento un buon profumo. Vieni. Beh, ma qui è quasi pronto allora. Sì, manca pochissimo ormai. Allora, che cosa hai fatto? Spiegaci tutti i passaggi di questo buon riso. Allora, abbiamo stufato la cipolla nell'olio, Sì. Poi abbiamo tostato il riso nella cipolla e abbiamo aggiunto il vino bianco e l'abbiamo fatto sfumare. Vino bianco? Vino bianco secco. Vino bianco secco. Quando il riso è stato ben tostato, sto aggiungendo un po' alla volta il brodo vegetale. Per la cottura del risotto. Cottura del risotto, certamente. E un po' alla volta sto aggiungendo i bruscandoli, quelli che hai selvatico, appunto, quelli che hai preparato in precedenza, sì. Quindi manca ancora poco per la mantecatura. Adesso, quando il riso si sarà ben rappreso, toglieremo la pentola dal fuoco, aggiungiamo un po' di burro e un po' di grana padano, però sempre quando la pentola l'abbiamo fuori tolta dal fuoco. Sempre. Mamma mia, che meraviglia, non vedo l'ora di assaggiarlo. Ma questa insalata che vedo qui è la lusia, l'insalata di lusia? Sì, è l'insalata di lusia È questa. proprio quella che sta raccogliendo Patrizia in questo momento. Adesso vi racconterò una bella storia e questa storia si intitola Il Nilo d'Italia. E il Nilo d'Italia è l'Adige. Sì, avete capito bene, l'Adige, non il Po, perché sono nel medio alto Polesine e quindi diciamo la zona è interessata dalle piene sia del Po che dell'Adige. Era il 1836, l'Adige esonda, inondazione, tragedia, no, non tragedia, dopo la piena, è particolarissima, guarda, è una terra, come dire, in cui c'è la sabbia, e quindi è una terra che lascia passare l'acqua, e non a caso l'acqua è subito sotto c'è una falda molto vicina, quindi diciamo una terra che non trattiene l'acqua, ma se ne hai bisogno è subito a disposizione, e poi l'Adige che viene dalle montagne, e porta qui una terra ricchissima di sali, di minerali, e quindi è la zona ideale per produrre degli ortaggi. Ma quali ortaggi? Un ortaggio in particolare. Allora, avete bisogno di vitamina A, di vitamina C, di calcio, di ferro, di acido folico. Allora mangiate l'insalata prodotta su questi terreni. L'insalata di Lusia. Dico bene, Massimo? Sì, proprio così, Patrizio, hai detto bene, quasi bene, via. Vabbè, ma allora spiegami perché al di là delle caratteristiche del terreno vi hanno dato l'IGP, cioè l'identificazione geografica protetta. Cos'ha questa insalata di Lusia? Lui è del consorzio, per cui me lo può spiegare. Sì, allora nella nostra storia... Andiamo in là intanto perché sì, qui stanno raccogliendo, okay. poi raccolgono anche noi. La nostra storia è contraddistinta da eventi, che hai detto bene, per le alluvioni, poi dopo l'abilità dei nostri produttori hanno saputo modificare anche il comportamento delle produzioni, hanno ottimizzato le tecniche di produzione e hanno creato le condizioni per un prodotto diverso, Ma più fragrante, più fresco, è più dolce, è più fragrante. Ma questo l'ho capito perché la terra è particolare, però sì. c'è una disciplinare, no? Perché E
quindi cosa vi impone di fare il disciplinare? Noi distinguiamo bene ogni fase della produzione perché è regimato all'interno di un comportamento regolamentato da un disciplinario depositato presso il Ministero. Sta a significare che non c'è nessun momento della produzione che non sia controllato da tecnici e quant'altro, per cui vuol dire distanze di semina, le piantine provenienti da vivai certificati, le sementi. Distanza di semina vuol dire che le piante non devono essere troppo attaccate? Esattamente, vuol dire sanità delle piante, vuol dire minore impiego di antiparassitari, garanzie per il consumatore poi tradotto in pratica. E poi la freschezza, il fatto che qui è croccante, quindi deve essere consumata presto. La geografia ci dà ragione, noi in un 24-36 ore siamo sempre a punto vendita. Ho capito. Per cui il nostro prodotto è raccolto al mattino, alla sera viene smistato e il mattino dopo praticamente è a punto vendita per il consumatore. Vabbè Massimo, io ti ringrazio, però adesso ti lascio il tuo lavoro. Grazie. Volevo chiedere una cosa a Gianluca. Se Gianluca viene qua, ecco mi raccomando non pestare troppe, ma insomma, guarda, sono creature vive. Gianluca è l'agronomo di questa azienda. Ascolta Gianluca, dimmi la verità, è un'aziendona enorme. Effettivamente lo è. Cioè voi in questa serra pazzesca, quante insalate producete? Ma mediamente 5-7 cicli all'anno da 400 quintali per ettaro. A Quindi ciclo. una produzione intensiva. Intensiva, Ecco, tra l'altro tutta la zona dell'insalata di Lusia e IGP sono 2000 ettari coltivati in insalata che producono tra i 12 e i 14.000 tonnellate. Ecco, però c'è questo pregiudizio che dice che l'agricoltura industrializzata, rispetto alla qualità non ci vada molto, dà molta chimica, e cioè io so che voi qui siete organizzatissimi perché allora, l'insalata viene, a parte che la state seminando in un modo, trapiantandola, in un modo che sembra una catena di montaggio, cosa succede? Noi siamo riusciti semplicemente a coniugare le nuove tecnologie, le migliori tecnologie, per il rispetto di un prodotto finale di elevatissima qualità. Cioè tu mi stai dicendo che tutte le caratteristiche che dovete rispettare nel disciplinare di cui mi parlava prima Massimo, riuscite a rispettarle anche con un'agricoltura, diciamo così, organizzata, industrializzata? Questo serve da una parte per ridurre i costi, ma per ottenere un prodotto finale omogeneo e proprio con queste caratteristiche particolari. Sono anni che ci lavoriamo, fin dalla lavorazione dei terreni, che viene fatta in maniera da non rovinare la struttura dei nostri terreni, al trapianto fatto su cubetto pressato perché si adatta di più al cubetto pressato? Ma sono cose strane, cosa vuol dire cubetto pressato? Praticamente la torba, il terriccio che viene utilizzato, viene compresso e seminato un seme per una piantina per volta. E quello che stanno facendo là con quel macchinone? Esattamente, viene appoggiato quasi esclusivamente sul terreno perché ha più o meno la stessa consistenza del terreno, l'emissione delle radici è quasi immediata, quindi questa pianta attecchisce, parte immediatamente. Ma tu mi stai dicendo quindi che questo tipo di agricoltura può essere meccanizzata, può essere industrializzata, ma rimane sana? Quella dell'orto della signora Maria. Che bella immagine l'orto della signora Maria! Ti ringrazio, adesso scusami ma sono atteso a pranzo. Grazie mille, devo stare attento. Buon appetito. Devo stare attento a non pestare questa insalata di Lusia. Vieni Monica, ed il pranzo è servito, il riso sta arrivando, preparato da me e Monica con tanta dedizione, vero? Certo, e con tanta passione. Ecco, stiamo arrivando di corsa perché vi abbiamo visti affamati, ma io vorrei ringraziarvi tutti, amici di oggi, di questa puntata, per averci accolto in questa bellissima e meravigliosa terra. Aspetta, non chiudere, che succede? Sono arrivato al posto vero, sì, perché tu in genere quella degli annunci socioculturali, ne avrei uno anch'io oggi, perché allora il territorio non è che produce solo le fragole o le cozze, il territorio produce delle iniziative di carattere culturale. Io ne ho